Ora con un'altra eccellenza italiana guardiamo molto avanti, molto oltre, perché forse non tutti sanno che i dati che recuperiamo dalle unità spaziali possono essere molto utili anche sulla Terra. Lo spazio sta diventando un grande acceleratore nella crescita dell'Italia, che si appresta a diventare leader in Europa. I dati ottenuti dalle unità spaziali vengono sempre più sfruttati a terra, per esempio nell'agritech, l'agricoltura tecnologica, su cui investe per prima la Regione Veneto con un progetto Veneto Stars rivolto ai giovani di tutta Europa. Che approfitteranno dei dati spaziali per elaborare dei progetti di utilità. Ad esempio quest'anno abbiamo dato il tema dell'agricoltura, ci sono già dei progetti rispetto alla siccità, al risparmio della risorsa idrica, piuttosto che progetti che si occupano dei parassiti e delle api. Nel nostro territorio ci sono circa 260 aziende che per il codice Ateco hanno a che fare con l'aerospazio e l'aeronautica. Dalla costruzione di razzi vettori ai satelliti fino alla robotica e all'acquisizione e gestione dei big data, tante le attività dei distretti dell'aerospazio nel nostro paese. In Piemonte uno dei più grandi con 7 miliardi di fatturato, poi la Lombardia dove Leonardo è il fulcro della filiera che vale quasi 3 miliardi, la Puglia con più di 50 aziende e 7.500 addetti e la Campania che rappresenta il 25% del comparto nazionale. Un settore altamente tecnologico che coinvolge università e enti di ricerca, oltre alle piccole e medie imprese. Servirebbe un serio piano industriale che aiuti le imprese a digitalizzare i processi per renderle più competitive sul mercato internazionale. Permettere ai giovani, alle nuove generazioni di comprendere a fondo quello che lo spazio, i dati spaziali possono fare per in futuro proteggere il pianeta, il futuro pianeta che sarà il loro pianeta.